Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Una buona giornata a tutti e benvenuti anche in questo martedì 23 febbraio nell'appuntamento con le stelle di Radio.0. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, dal confronto con il passato emerge un mondo interiore complesso ma ricco di opportunità. Guardare indietro è faticoso ma utile. Date al partner il tempo di assimilare i cambiamenti che andate prospettando, trovando parole rassicuranti. Toro, l'ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti alla casa, l'educazione dei figli ed eventuali ristrutturazioni. Curate però anche il vostro benessere. L'amore regala gioie palpabili e realizzabili. Senza pianificare il futuro, assaporate ogni attimo del presente. Gemelli, luna ininfluente sul piano pratico oggi, ma importante per la sfera intima ed emotiva. L'intuizione potenziata può far scaturire qualche illuminazione, accompagnata però da una vena di pigrizia. Vista in positivo è una buona opportunità per lasciare ad altri il timone. Cancro, Nettuno, assistente prediletto dalla vostra luna, aumenta a dismisura la sensibilità. Agite seguendo il vostro istinto ma in una direzione precisa e calcolata. Piena soddisfazione delle vostre esigenze più profonde che vi fa sentire appagati e in contatto con voi stessi. Leone, se per quanto riguarda la professione la fase è faticosa, sul fronte del cuore, qualunque sia il vostro stato civile, abbondano le novità. Se avete bisogno di rivoluzionare la vostra vita, allora tanto vale osare, giocando il tutto per tutto. Vergine, il cielo assicura che oggi andrà tutto per il meglio. Affari, acquisti e attività baciati dalla fortuna. Azioni concrete realizzano grandi ambizioni. Piacevolissima la serata in compagnia del partner. Dialogo costruttivo e tenerezze vi rendono felici. Bilancia, semaforo rosso oggi a sbarrarvi la strada ingarbugliando emozioni e rapporti, così arrivano segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo. Per un esagerato senso di perfezionismo pretendete troppo da voi stessi e da chi lavora con voi. Scorpione, le incombenze professionali vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso. L'entusiasmo poi per un progetto remunerativo andato in porto appiana anche le controversie con i colleghi. Sagittario, una giornata molto favorevole quella di oggi, sia per smaltire il lavoro arretrato sia per sistemare degli affari che avete in comune con altri. Se avete in mente di chiedere un prestito, attivatevi subito, molto probabilmente la richiesta verrà accolta. Capricorno, le gratificazioni che arrivano dalla carriera e dalle finanze compensano i musi lunghi che vi tocca sopportare in famiglia per la vostra latitanza. Con un po' di invidia dagli altri per il vostro successo, voi infischiatevene, il merito è del vostro impegno. Acquario, è il momento di mettere da parte le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto questioni pratiche ed economiche importanti. Le stelle vi aiuteranno. Voi tenete duro, fate dell'organizzazione, dell'ordine le vostre parole chiave e vedrete che pian piano tutto andrà sistemandosi. Pesci, situazioni familiari dinamiche sono all'ordine del giorno e così subito nuove idee bollono in pentola. Lo studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi vi rende più tranquilli. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi anche per dare al rapporto un nuovo assetto. È tutto quindi per questo martedì dalle stelle di Radio.0. Vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0